per Sias. Sias, bello il passaggio per il Florenzianes, che prova un retropassaggio per Mannoni, non ci arriva, recupera palla adesso il Triestina con Saleppico, ancora il numero 10 indietro per Morvidoni che prova un filtrante al centro ma recupera bene Zavato per Fantasia, testa bassa, se ne va via, fallo di Ascione. Accardo per Mannoni per Zavato. Zavato allarga per Fantasia che scivola e fallo laterale per gli ospiti. Adesso Fantasia commette fallo. Morvidoni sulla palla, lancio lungo a cercare Liurni che viene chiuso da Gueli, dribbling di Gueli e libera a cercare Sias, non filtra la palla grazie all'intervento di Viozia che chiude e mette in fallo laterale. Fideli batte veloce per Sias tiene palla, prova il dribbling, messa a terra per l'arbitro, non c'è fallo, c'è solo rimessa laterale. Adesso il Triestina avanti con Ridolfi indietro per Vinagli per Liurni, prova il cross in mezzo, troppo lungo, ci arriva Andriolo che recupera palla, Andriolo al centro per Mannoni libera per Sias, palla troppo lunga, recupera male Iozia che mette in fallo laterale. Messa laterale affidata a Andriolo, palla per Sias che mette fuori, messa laterale adesso per i bianconeri che si apprestano a un cambio. Non viene effettuato, quindi riprende il gioco Morvidoni indietro per Nonni prova a salire il difensore centrale, poi lancia a lungo a nessuno, palla out, rimessa dal fondo per la Torres affidata a Pinna, ma prima ci sarà il cambio per il Triestina, esce Burini ed entra Maggioli. Messa lunga di Pinna per Florenziano, filtra la palla, non ci arriva Fantasia, recupera il Triestina, Morvidoni, lancio lungo a cercare Ridolfi, stop di Ridolfi, palla indietro per Morvidoni farà palla dentro, sponda di testa Liurni, palla dentro, miracolo di Pinna, Ascione a tu per tu con Pinna, calcia e recupera il portiere, riesce ad alzare la traiettoria del pallone che finisce in out, si riprenderà con un calcio d'angolo, adesso Pinna è rimasta a terra, grandissimo intervento dell'estremo difensore rossoblu.
Pinna ancora a terra. Questo è giusto. C'è ancora Pinna a terra. Tanto si riscalda Secchi, si rialza a Pinna. Calcio d'angolo per il Trestina, Liurni alla battuta, palla in mezzo, Fideli libera, benissimo. Fuori gioco adesso, fischiato al Trestina, si riprenderà con un calcio di punizione per la Torres. Lancio lungo. E sentite qua la curva. Bellissimo. Rimessa laterale per la Torres. Gueli per Sias. Sias adesso prova a liberarsi di 2 uomini, guadagna un fallo laterale. Invece no. Vada per il Trestina. L'ultimo a toccare era proprio un giocatore ospite. Zavato ci prova a fermare di testa, Mannoni, lancio lungo per Sias, palla buona, no, viene fischiato fuori gioco, Sias era in fuori gioco. Punizione per i bianconeri, già battuta, palla per Liurni sulla destra, prova a innescare l'inserimento della Spolettina, pallone troppo lungo, rimessa laterale per la Torres. Vinagli a centrocampo, tira il pallone, Morvidoni prova il lancio lungo della Spolettina, ci arriva il terzino destro, serie di finte su Gueli, palla buttata, se ne Pappe, deve innescare a Fideli, chiuso da 2, recupera palla il Trestina, adesso Gueli fa sul pallone, se ne Pappe, libera Gueli, Fideli, rimessa laterale per gli ospiti. Quando siamo nei pressi dell'area di rigore rosso-blu, Liurni perde palla, Fideli alza il pallone, prova a spazzare, viene fischiato adesso il fallo in attacco di Liurni, buona la punizione guadagnata da Fideli, che permette alla Torres di respirare.
Pinna la battuta, lancio lungo, libera la difesa ospite, adesso Zavato si rifugia in fallo laterale. Maggioli per Ascione. Adesso Ridolfi si butta in aria, chiede il rigore. Bella la finta di Florenzianes, gomito alto di Nonni su Florenzianes, non viene fischiato nessun fallo. Florenzianes rimane a terra, gomitata in faccia. Florenzianes rimane a terra. Gomito alto di Noni, netto. L'arbitro non ha visto. Sentite il pubblico sottofondo. Adesso Sias restituisce il pallone agli avversari. Iozia per Nonni, ancora Iozia. Recupera palla a Cardo, fischiato. Fallo in attacco. Non viene fischiato. Fallo in attacco di Liurni. Punizione per la Torres. Palla lunga, non ci arriva Sias. Adesso di testa, chiude bene a Cardo per Senepape. Mannoni, scusate. Senepape recupera un gran pallone. Gueli, palla per Sias, spizza di testa, ma palla intercettata. Morvidoni per Maggioli per Liurni sulla destra. Palla tesa in mezzo, pugno di Pinna che respinge. Morvidoni al centro, bellissima palla per Ascione che prova il colpo di testa ma viene fischiato un fuorigioco. Della Torres, Pinna, rinvio lungo, cercare la testa di Sias, non ci arriva. Adesso Senepape, bellissimo l'intervento di Senepape, guadagna un ottimo pallone, allarga a sinistra per Fideli, punta all'uomo, un altro tunnel, prova l'inserimento, si butta, non fischia il fallo l'arbitro. Adesso Senepape, ancora un gomito alto. Senepape adesso commette fallo su Noni e c'è il cartellino giallo quando siamo al 60°. Tanto sostituzione tra le file rosso-blu. Esce Fantasia
esce Fantasia ed entra Marcangeli. Esce tra gli applausi il giovane rossoblu classe 2000. Adesso Ridolfi, passaggio indietro per Morvidoni, Morvidoni allarga per Maggioli, prova a rimettere la palla in mezzo, recupera Zavato, Andriolo sbaglia il passaggio, Ridolfi, buon il recupero di Senepape, spazza la difesa rossoblu, aggancio bellissimo di Sias, si gira dopo una serie di falli, bellissimo lancio per Marcangeli, Marcangeli sulla destra, punta l'avversario, Marcangeli arriva sul fondo, brutta scivolata di Maggioli e Marcangeli guadagna un ottimo calcio di punizione. No. Punizione per la Torres quando siamo nei pressi della bandierina. Tanto l'arbitro ha qualcosa da dire a Fideli e Nonni. Punizione per la Torres affidata ai piedi di Florencianes. Batte il numero 9. Palla in mezzo, tesa! Palla che arriva a Fideli! Prova il calcio, il tiro al volo di poco fuori al lato. Buona occasione questa per la Torres. Rimessa dal fondo, già battuta. Palla di Vinagli. Dietro adesso recupera palla. Sale il picco. Viene commesso a fallo in scivolata da Marcangeli, numero 10 ospite che rimane a terra. Cross in mezzo di Morvidoni, testa di Zavato a allontanare, Florenzianes di testa prova ad appoggiare a Sias, non ci arriva, fallo di Liurni su Sias, punizione per la Torres, non siamo all'altezza del centro del campo. Marcangeli per Florenzianes, prova ad andarsene il numero 9, viene chiuso bene da Maggioli che si rifugia in fallo laterale. Andriolo per Florenzianes, in area di rigore viene chiuso bene da Nonni che lascia scorrere, guadagna una rimessa dal fondo il Triestina. Adesso Accardo, bella palla di Accardo per Mannoni, prova il filtrante per Marcangeli, chiude, Marcangeli prova ad andarsene in velocità sulla destra, cross in mezzo, troppo sul primo palo, esce Vada e recupera il pallone. Adesso Accardo prova di testa, prova a liberare, Accardo incespica un po' sul pallone, Zavato su una chiusura si fa male, rimane a terra Zavato.
si rialza Zavato, un po' zoppicante. Lancio lungo di Mannoni a cercare la testa di Fideli, viene chiuso. Florenzianes da fuori, prova il tiro ma viene ribattuto. Facile la parata di Vada, che ne mette subito in gioco della Spolettina. La Spolettina la gira per Diozia. Diozia per Nonni. Nonni, adesso sale il difensore centrale. Nonni passa al centro, recupera Mannoni. Mannoni sbaglia il passaggio per Marcangeli, palla fuori, rimessa laterale per il Trestina. Nonni cerca la testa di Ridolfi, arriva Senepape che libera. Adesso Florenzianes protegge bene il pallone, prova ad andarsene sulla destra, viene fermato fallosamente da Iuzia che trattiene la maglia. E qua ci stava il cartellino. E dai. Calcio di punizione per la Torre sulla destra. Mannoni. Bello il cross di Mannoni, libera Nonni. Fallo laterale per la Torres. Angolo per la Torres. E down. Non so se si sentono le urla di Pinna. Angolo di Mannoni. Cross in mezzo. Bello la testa! Testa di Zavato. Palla fuori. Adesso libera Cardo. Florenzianes a terra, probabilmente ha ricevuto un colpo. Lascia correre l'arbitro. Fideli lanciato sulla sinistra, proverà a raggiungere il fondo, si ferma Fideli. Tanto Florenzianes rimane a terra. Mentre il Trestina si presta a fare un cambio. Sostituzione per il Trestina. Esce Liurni ed entra Salis. Intanto si rialza Florenzianes zoppicante. Senepape indietro per Mannoni. Mannoni ancora per Senepape. Senepape prova a allargare tutto per Marcangeli. Bellissimo il lancio e bellissimo lo stop dall'esterno rossoblu. Mannoni recupera palla, prova il passaggio per Andriolo, non va, non si capiscono i due. Adesso Morvidoni, lancio lungo per Saleppico che viene chiuso da Andriolo, mette in mezzo, bella palla, Salis il nuovo entrato, no, ma viene fischiato un rigore contro la Torres. Senepape ammonito.
c'era. Rigore discutibilissimo, quasi inesistente. Doppia ammonizione per Senefap, la Torres rimane in 10. La Torres adesso rimane in 10, ma non c'era. Quando siamo al 70°. Non è possibile. Episodio questo da rivedere. Se ne fa pesce tra gli applausi. Rigore per il Triestina e doppia ammonizione per Senefap e Torres che rimane in 10. Dal dischetto va Ridolfi. Dal dischetto va Ridolfi. Parte il numero 9. Traversa! E rimane il risultato fermo sull'1-0. La Torres rimane in vantaggio 1-0. Ridolfi sbaglia il rigore. Traversa piena. Riprende adesso con una rimessa dal fondo. Pinna lancia lungo. Grande recupero di Marcangeli che mette in fallo laterale. Batte Maggioli. Ancora Maggioli sulla sinistra. Passa a Salepicco. Adesso la palla va fuori, spazza Zavato così. Ed è fallo laterale per la Torres. Fallo laterale per la Torres. Quelli è la battuta. Sia spazza e sarà rimessa laterale per il Triestina. Nel mentre mister Pasculli chiama il cambio. Parisi. Palla in mezzo e spazza Zavato. Adesso palla lunga nelle mani di Pinna. Nelle mani di Pinna. Spazza Pinna. Lancio lunghissimo per Florenzianes. Entra in area Florenzianes e viene bloccato il tiro da Nonni su una rimessa lunghissima di Pinna. Ci arriva Florenzianes che protegge palla, poi al momento del tiro viene chiuso bene da Nonni che riesce a chiudere. Adesso libera Gueli lontanissimo così. Eccola la sostituzione della Torres. Probabilmente esce Fideli. Esce Fideli ed entra Bisogno. Buona la prestazione di Fideli.
È lui che si è guadagnato il calcio di rigore al 30° del primo tempo. Esce tra gli applausi giustamente Marco Fideli. Entra al suo posto Bisogno. Quando siamo alla mezz'ora del secondo tempo. Mannoni indietro per Zavato che libera la rimessa laterale per il Trestina. Già battuto. Iozia per Nonni. Noti, palla in mezzo a cercare Ridolfi, con la conquista Mannoni. Mannoni per Florenzianes. Incespica sul pallone il numero 9. Bello l'anticipo di Andriolo che se ne va sulla destra, prova a innescare Marcangeli, palla lunghissima, in anticipo Nonni, recupera un po' Marcangeli, ma chiude bene Nonni per Vinagli, palla troppo lunga per Morvidoni e fallo laterale per la Torres. Dai, così. Andriolo, bello il passaggio di Marcangeli, un tacco al volo per Florenzianes che si libera di Nonni, ancora Florenzianes tiene palla, Florenzianes per Andriolo tenta il passaggio di nuovo per Florenzianes, viene chiuso da Morvidoni, un fallo laterale. Andriolo per Marcangeli che viene messo a terra, recupera palla Florenzianes se ne va sulla bandierina, chiuso da 2, arriva anche il terzo, tiene palla, guadagna un fallo laterale, bravissimo Florenzianes. Adesso Marcangeli, Andriolo, si accontenta di un fallo laterale. Andriolo, palla per Florenzianes e finisce in out. Sarà rimessa dal fondo. Palla per Vinagli per Morvidoni, lancio lungo, cerca e trova l'aggancio di Salepicco che punta Andriolo lo accompagna fuori, Marcangeli adesso recupera palla, fallo su Marcangeli, non viene fischiato, adesso palla per Pinna, la prende con le mani. Palla lunga di Pinna, Florenzianes in pressing, bello, bravo, Marcangeli per Florenzianes, ma viene chiuso da Maggioli che recupera palla, adesso Vinagli allarga tutto per della Spolettina, ancora della Spolettina, cross in mezzo per Ridolfi che ci arriva di testa, Andriolo in aria, mette in angolo, stava arrivando alle spalle Salepicco, calcio d'angolo per i bianconeri. Parte Maggioli, cross in mezzo sul secondo palo, Pinna coi pugni, tira al volo di Salis, di poco al lato, rimessa dal fondo per la Torres. Rimessa dal fondo, lunga, cercare Florenzianes, non ci arriva. Morvidoni sulla sinistra, palla per Salepicco, ma viene chiuso benissimo da Zavato
che si rifugia in fallo laterale. Bravissimo Andriolo, chiude bene, si guadagna anche una punizione. Fallo di Salepicco, punizione per la Torres. Va la battuta a Pinna, messa lunga, cercare Florenzianes che viene anticipato. Vinagli al centrocampo, si scivolata, recupera palla. Florenzianes per Marcangeli, Marcangeli se ne va sulla destra, se ne va in via velocità. Marcangeli sulla destra, viene chiuso, un rimpallo sfavorevole. Quello è un fallo. Gomitata su Marcangeli, niente, per l'arbitro non c'è nulla. Rimessa dal fondo, già battuta. Vinagli. Avanza Vinagli, palla per Morvidoni, Morvidoni ancora Vinagli al centrocampo, Vinagli per Ridolfi, Ridolfi adesso largo, filtrante per Salis, esce bene Pinna, fa sua la sfera. Tanto Pasculli incita i suoi. Fallo in attacco di Florenzianes che pressa su tutti. Fallo adesso di Florenzianes su Vinagli. Morvidoni. Morvidoni per Salepicco. Nonni. Salepicco. Maggioli prova il cross in mezzo di prima, direttamente fuori. Rimessa dal fondo per la Torres. Tanto battibeccano quelli e Salis. Rimessa dal fondo di Pinna, troppo alta, non ci arriva Salis, ci arriva Vignali però. Chiude Mannoni, Gueli, Accardo, spazza. Florenzianes prova ad arrivarci, non ci arriva. Morvidoni, Morvidoni indietro per Ghiozia, Morvidoni per Maggioli, ancora Maggioli, Morvidoni, la rete di passaggi del Trestina, Ghiozia, della Spolettina, palla per Salis, Salis bel filtrante, cross in mezzo, Andriolo ci arriva, grande salvataggio in aria, in volée di Andriolo. Salis prova a liberare, incespica, ancora Vinagli, Morvidoni si libera di un avversario, Salepicco, cross in mezzo di Salepicco, libera Accardo di testa, Salis spazza, palla a Vinagli, ancora Morvidoni, Morvidoni chiude a Mannoni, palla ancora a Vinagli, mano, non viene fischiata la mano, grande intervento di Zavato in scivolata, non viene fischiata una mano di Nonni, come ha fatto l'arbitro a non vederla. Angolo per il Trestina, affidata ai piedi di Salepicco, parte il cross lungo, libera la difesa della Torres, Morvidoni rimette la palla in mezzo, non viene fischiato adesso il fuorigioco, non viene fischiato, grande intervento di Pinna,
grandissimo intervento di Pinna. Nonni era in fuorigioco e si è trovato il pallone davanti a Pinna, ha provato il tiro, grande intervento di Pinna. Attenzione Florenzianes, 1 contro 2, Florenzianes 1 contro 2, parte Florenzianes, palla per Marcangeli, viene steso Florenzianes, lascia correre l'arbitro, Marcangeli prova a guadagnare del tempo, è rimessa laterale per il Triestina, già battuto Morvidoni, ma scandaloso. Non libera adesso Accardo, Morvidoni, palla per Salis, Mannoni arriva sul pallone, intervento in ritardo di Marcangeli, l'arbitro ha già pronto il cartellino giallo. Quando siamo all'85esimo, adesso Marcangeli rimane anche a terra. Mister Pasculi ha qualcosa da dire al guardalinee. Eccolo qua, arriva il giallo per Marcangeli per l'intervento di poco fa. Sulla palla Morvidoni. Mani in testa di Pasculi perché probabilmente verranno dati 6 minuti di recupero. Morvidoni sulla palla, cross in mezzo, stacca Sias e allontana. Adesso Salis indietro per Ascione, recupera Mannoni, ancora Mannoni, indietro per Pinna, spazza Pinna così. Gueli di testa, allontana. Allunga per Sias adesso viene trattenuto, punizione per la Torres a centrocampo e arriva finalmente il cartellino giallo anche per loro ai danni della Spolettina. Punizione per la Torres da centrocampo, Gueli allarga tutto per Marcangeli, stop di Marcangeli che si libera di un avversario ma lo stop è troppo lungo, retropassaggio per il portiere che riesce a liberare Mannoni di testa, prova a cercare Bisogno, recupera la palla, Vinagli si libera di Bisogno, bellissimo l'intervento adesso di Accardo che anticipa Ridolfi, palla ancora al Triestina, Salis sulla destra, bella palla per Ascione, chiude Accardo, rimessa dal fondo per la Torres. Va la battuta a Pinna, lunga così, non ci arriva Florenzianes, adesso Marcangeli va in pressing assieme a Florenzianes, grande chiusura di Andriolo per Florenzianes, di prima per Marcangeli, prova ad andarsene via Marcangeli prova ad andarsene da solo, viene chiuso da Morvidoni, Bisogno, entrata dura, si fa male Bisogno, rimane a terra, continua a giocare il Triestina, grandissima chiusura ancora in anticipo di Andriolo, rimessa laterale per il Triestina, già battuta, Salis sulla sinistra, prova a chiuderlo Zavato, chiude Bisogno, fallo laterale per il Triestina,
Viene chiamato un cambio a fallo. Bisogno. Mannoni, Andriolo, chiuso da 2, prova a liberare. Palla per Maggioli. Al centro per Morvidoni. Palla in mezzo, ci arriva Salis di testa, sponda. Ridolfi sbaglia. La posizione è veramente ravvicinata. Tira al volo di Ridolfi, altissima, altissima. Rimessa dal fondo per la Torres. Intanto 2 palle in campo. Rimessa dal fondo di Pinna. Rimessa lunga. Marcangeli per Sias. Sias sbaglia il passaggio. Vinagli fa su il pallone. Palla in mezzo. Esce Torre Pinna. Si presta a battere Pinna. E dagli il giallo. Tanto c'era, non impediva la battuta a Pinna. E finalmente adesso estrae il cartellino giallo anche per Nonni. Doveva dare già la prima. Giallo per Nonni quando abbiamo raggiunto il 92esimo. Si giocherà fino al 96esimo per 6 minuti di recupero. Palla lunga di Pinna a cercare Florenziani, non ci arriva. Recupera di testa Bisogno. Sias per Bisogno. Bisogno se ne va via sulla sinistra in scivolata. Brutto intervento su Bisogno. Questo era un giallo che non viene dato. Punizione per la Torres già battuta. Sias se ne va nei pressi della bandierina. Retropassaggio. Ma che cazzo? Da. Fallo laterale per il Triestina. Salis viene chiuso. Bellissima scivolata netta sul pallone di Bisogno. Sale Picco che fa le scenate. Grandissima chiusura adesso di Accardo. Ci prova ancora il Triestina. Palla in mezzo. Grandissima salvata di Pinna. Colpo di reni di Pinna che salva il risultato. È stato fischiato un fallo in attacco del Triestina. Rimane comunque la grande parata di Pinna. Palla lunga adesso, Marcangeli viene spinto, non fischia il fallo. Appoggio di Marcangeli per Sias, brutto fallo nuovamente, non ne fischia una. Lancio lunga, esce Pinna, fa su il pallone.
alta, fallo su Marcangeli, no, viene fischiato il contrario, fallo di Marcangeli. Fischio finale! Triplice fischio finale! La Torres vince al Vannissanna 1-0, gol di Frau al 30° del primo tempo e sono 3 punti importantissimi per il nostro cammino. Finisce qui Torres Tressina 1-0. Chiudiamo qui il collegamento, spero vi sia piaciuta nonostante qualche intoppo iniziale causato dalla varietà di cose da fare qui. Vi salutiamo e vi lasciamo con i 3 punti a casa e forza Torres.